Qualche gruppetto snazzicante mi invita, che siano tanti o siano pochi, c'è sempre il pericoloso, e il pericoloso è rappresentato dal silenzioso. Guarda come si ritrae. Guarda come. Non dai? Rodolfo mi sta minacciando dicendo che non autorizza a pubblicare. Lui è la prima volta che parla. È live, no, Presidente, è live. Siamo live. Siamo live. Allora tu devi sapere che lui è fetish. Gli è cascato un po' di. È fetish. Gli è cascato un po' di vino addosso. Ti giuro, così. Un quarto d'ora lui voleva asciugarlo col ditino, fetish. Guarda. Sì, guarda come sta incazzato. E ancora il cazzato. Se adesso prendi non so, del cioccolato e lo metti sul viso, questo ti prende la lama, perché ricorda che il silenzioso ha sempre la lama. Il silenzioso non parla. Non stiamo più mangiando, questa situazione è imbarazzante. Il silenzioso non ha parlato tutta la sera, abbiamo visto il conto, perché dopo sto vinello ha cominciato col ditino così un'ora e mezza, si è fatto portare tutte le gradazioni di acqua affezzante, tutte le possibilità. Guarda che roba. No, ma sta chiuso in se stesso, cioè è difficile. E ricordati che ha la lama, quindi lui voglio dire, la zaccagnata è dietro l'angolo. Guarda come sta, guarda il nervosismo. Dimmela, Rodolfo. Rodolfo, me la puoi dire? Non ho capito, Rodolfo. Non ho capito, Rodolfo. Io quindi che sono qua a Roma a trovare Giuseppe. A Villa Gloria, dite gli amici, ci vediamo a Villa Gloria. Ma sali? C'è una scala per venire da giù. C'è una scala per venire da giù. Lo portiamo a una coperta per scoprirci. Stiamo andando un po' lunghi. Ti aspetto alle 17 con la coperta e fai il bravo che il silenzioso si sta un po' nervoso. Mamma mia, guarda come. Si aspetta. No, perché c'ho il brevidi. Senti, bello, se mi panza, sai chi è stato il silenzioso della life, il fetish. Guarda come sta impicciato. Viva la vita, che roba, Presidente. Guarda che sempre un grande. io devo pubblicare. Per Ferrari, vigili.